Un piccolo grande esercito di sciatori per ricordare Andrea Rossato. Sono stati 680 gli iscritti al primo Memorial Andrea Rossato, dedicato al bambino mestrino di 9 anni che il 5 marzo dello scorso anno ha perso la vita sulle piste di Cortina. Oltre 2000 gli spettatori alla speciale competizione di slalom gigante che si è svolta a San Vito di Cadore il 6 gennaio 2012. L'evento, organizzato dallo Sci Club Nottoli e dalla Fondazione Andrea Rossato, ha visto la partecipazione di alcune delle figure di riferimento più importanti dello sport invernale per eccellenza, campioni e istituzioni, da Cristian Ghedina ad Aronne Pieruzza, una grande iniziativa per ricordare il piccolo Andrea. Mi fa piacere anche vedere che tanti ragazzini, anche i genitori, comunque hanno aderito a questa volontà della famiglia Rossato di fare una gara in ricordo di Andrea. Purtroppo queste cose malauguratamente succedono ed è brutto. Io penso che per un genitore perdere un figlio deve essere veramente dura. Io ho perso la mamma quando avevo 15 anni, un incidente con gli sci, ed è stato traumatico. Vedere che così tanta gente partecipa e aderisce a un'iniziativa così è bellissimo, soprattutto i giovani che vengono qui e fanno una gara in ricordo anche al ragazzo, ad Andrea, che è mancato. È una bella cosa. Ma la gara è stata anche l'occasione per parlare di sicurezza delle piste da sci. I problemi grossi sono proprio sulle piste aperte a tutti, perché c'è tanta gente che va forte, tanta gente che non sa sciare, le piste sono sempre più affollate, gli impianti di risalita chiaramente aumentano per fare più fatturato, le società, insomma i problemi ci sono per tutti adesso, si cerca di guadagnare sempre più soldi, gli impianti portano più gente, le piste bene o male restano sempre quelle, quindi c'è molta più gente in pista. Bisogna andare, io una cosa che consiglio sicuramente per tutti quelli che sciano, sciare sempre con la testa sulle spalle, non voler mai andare oltre i propri limiti, perché c'è tanta gente in pista e poi dopo si sta facendo tanto, le società, gli impianti nel limite del possibile, con le possibilità economiche che hanno, cercano di migliorare anche la sicurezza, perché vedo che ogni anno, insomma, un po' da uno, un po' dall'altra, nei vari posti dove vado, la sicurezza aumenta, mettono più reti, più protezioni sui piloni, è sicuramente un problema importante, insomma delicato anche questo della sicurezza sulle piste, e bisogna io prima di tutto dico andare con la testa, non voler fare. Ci sono tanti che fanno i fenomeni, vanno giù a rotta di collo, la maggior parte degli scontri e degli incidenti succedono per scontri tra persone, qualche volta malauguratamente qualcuno finisce anche fuori pista perché o magari va troppo veloce o magari perde il controllo, non c'è una rete e si va a sbattere contro delle barriere ferme, fisse, come potrebbero essere sassi, alberi o pareti di legno, e succedono dei brutti incidenti. Purtroppo Andrea è mancato, lui ha avuto questo brutto incidente, però è un ragazzino, i ragazzini si divertono, lì sicuramente forse se ci fosse stata una rete, una protezione, avrebbe sbattuto contro una rete, avrebbe preso una botta e non sarebbe successo niente. Succedono anche queste cose qua, è brutto da dire, ma io sono contento che si sta sempre facendo sempre di più per la sicurezza. E il messaggio di sensibilizzazione giunge forte anche da Aronne Pieruzza, campione italiano di Super G nel 2008 e di Super Combinata nel 2010. La sicurezza è assolutamente fondamentale. Adesso si stanno sviluppando le tecnologie nuove per cercare la sicurezza in ogni parte del corpo, perché siamo delle persone, quindi si fa prestissimo avere degli infortuni e problemi causati dalla velocità, dagli ostacoli che ci sono in pista. Qua in gara ci sono i paletti che possono causare problemi, quindi bisogna essere più protetti possibili. Ma le piste stanno cercando di essere più protette, ci sono vari tipi di reti che vengono messi intorno alla pista di protezione per difendersi dagli impatti con gli alberi, con i sassi che circondano tutto questo ambiente. Logicamente le piste è un ambiente naturale e in qualche modo bisogna cercare di proteggerla, però non è così facile. La competizione di beneficenza si è protratta proprio per il notevole numero di adesioni fino alle prime ore del pomeriggio. Un successo per la prima iniziativa della Fondazione Andrea Rossato.
Lo scopo principale della Fondazione Andrea Rossato è quello di diffondere la cultura della sicurezza a 360 gradi, sicurezza quindi nello sport, ma non solo, soprattutto una sicurezza rivolta ai giovani che deve cambiare una cultura. E l'impegno nostro come Fondazione sarà quella anche di garantire la diffusione delle norme che spesso ci sono e anche delle leggi, ma che non sempre vengono applicate. Questa fondazione, come dicevo, si occuperà di sport, non solo quindi dello sport sciistico, ma dello sport in generale. E quindi abbiamo in programma delle manifestazioni con sport quali il tennis, il judo e altri. Sulla linea delle necessità di una maggiore diffusione della cultura della sicurezza, anche il presidente della Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci, sezione Giubbe Rosse. Gli incidenti sono variegati e un po' di tutti i tipi. Diciamo che gli infortuni che rileviamo più spesso sono la frattura tibia-perone oppure i polsi e le spalle, poi a seguire le ginocchia anche e compagnia. Però voglio dire, ecco, quello che ormai incide di più è proprio tibia-perone, perché probabilmente spesso abbiamo rilevato gli scarponi sono a noleggio e quindi messi così un po' non proprio regolati perfettamente, e poi naturalmente tutte le altre tipi di ferite che si possono riportare. Cerimonieri della premiazione sono stati il presidente dello Sci Club Nottoli, Lorella Mazzer, insieme a Cristian Ghedina, con l'intervento dell'assessore al turismo del comune di San Vito di Cadore, Ludovico Delotto, e del presidente Fisi del Veneto, Roberto Bortoluzzi.